A tutti voi buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Elettroshock. Carnia, il futuro è rosa, il titolo di questa puntata. Una puntata al femminile per fare alcune riflessioni che riguardano la montagna, la nostra montagna, il suo futuro, il futuro di un territorio così importante per questa regione dove ci sono delle difficoltà e forse a volte si parla tanto, troppo di quelle, ma ci sono anche tantissime opportunità che più di qualcuno è stato capace di cogliere con grande soddisfazione. Nel corso di questa puntata parleremo di un progetto tutto al femminile, ma vi racconteremo anche delle storie che sono legate a questo progetto, storie di persone che hanno fatto delle scelte importanti e che hanno deciso di investire proprio in Carnia, o perché sono nate in questo territorio o perché hanno deciso di trasferirsi lì per vivere e per lavorare. Vado allora subito a presentarvi gli ospiti con i quali parleremo questa sera. Saluto Annalisa Bonfiglioli della cooperativa Cramars. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Lei è capoprogetto per la carovana dell'empowerment al femminile in Carnia ed è questo il progetto che andremo a scoprire questa sera. Saluto poi la sindaca di Fornia Voltri, la ringrazio per essere qui con noi, Sandra Romanin. Buonasera. Buonasera a tutti. E poi abbiamo invitato in studio il professor Mauro Pascolini, che è docente di geografia all'Università di Udine ed è delegato per il progetto del cantiere Friuli, e lo abbiamo coinvolto perché? Perché il cantiere Friuli ha lavorato, ha dato vita e sta portando a completamento anche l'officina montagna, quindi credo che anche qui ci siano degli spunti interessanti che riguardano questa parte del territorio e appunto il suo futuro. Cominciamo subito con la cooperativa Cramars per raccontare un po' questo progetto che nasce proprio per valorizzare la risorsa donna in termini proprio personali e poi anche in termini lavorativi e professionali, soprattutto questo. Esatto, confermo, il progetto Carovana Empowerment è un progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia che attraverso una serie di workshop gratuiti e itineranti in giro per la Carnia tenterà di accendere energie e vitalità appunto nelle varie valli della Carnia e il volano sarà proprio quello di stimolare la crescita personale, professionale delle donne che vivono e operano nelle terre alte e tenteremo anche di lavorare sulle comunità che queste donne appunto vivono. Quindi l'elemento femminile è l'elemento su cui andremo a lavorare, valorizzandolo appunto da un punto di vista della crescita personale, del lavoro professionale, ma il tratto innovativo sarà appunto quello di lavorare sulle comunità in crescita, delle comunità quindi che hanno voglia di crescere insieme. Le donne, abbiamo visto insomma nel corso degli anni la cooperativa Cramars da oltre 20 anni è operativa sul territorio appunto della Carnia, dell'Alto Friuli, la montagna quindi è lo scenario dove ogni giorno lavoriamo. Le donne sono un elemento fondamentale per le comunità di montagna. Da loro dipende diciamo, la decisione delle famiglie di restare sul territorio, da loro dipende anche la decisione, no, di mettere al mondo dei figli, quindi anche della salvaguardia della demografia della montagna in un certo senso, e quindi sono veramente un attore principale su cui andare ad agire. Abbiamo visto che dove le donne appunto lasciano le comunità, le terre alte, la montagna rischia di morire. Spesso le donne lasciano i loro paesi per una mancanza di opportunità lavorative, per una mancanza di opportunità di riuscire a fare rete, e il progetto Carovana Empowerment vuole proprio andare ad incidere su queste due criticità, quindi lavorare sul self-empowerment personale, sulla questione professionale e lavorativa, e cercherà appunto di lavorare sulla capacità di far rete. Come vi dicevo, lavoreremo attraverso una serie di workshop sul territorio, 6 appuntamenti che copriranno
vari comuni della Carnia, cercando appunto di interessare tutte le valli, e la cosa interessante è che il cuore pulsante di questo progetto è costituito da delle donne, cioè delle sindache che si sono messe insieme e hanno fatto rete, dando per prima appunto il buon esempio e portando avanti questa iniziativa che verrà inaugurata nel mese di giugno. Partiremo il 16 giugno a Preone con il primo workshop. Con il primo workshop. E allora andiamo a sentire subito la sindaca di Forniavoltri per capire perché intanto avete deciso di mettervi in gioco, di scendere in campo con questo particolare progetto. Sì, diciamo che l'idea appunto è un progetto di Cramars che dà continuità a un progetto che già era stato realizzato nel tempo, e quando la sindaca di Pratocarnico, che già ne faceva parte, mi ha telefonato con questa proposta, non ho avuto nessuna esitazione ad aderire. Nessuna esitazione ad aderire anche perché la nostra amministrazione è un po' in controtendenza, nel senso che su sette diciamo così, consiglieri, e fra consiglieri e sindaco, su 11 voglio dire consiglieri e sindaco, ben 7 siamo donne. È stata una cosa che è successa così, siamo contenti che sia successa, anche perché lo prendiamo come un segnale di una controtendenza senz'altro positiva, che deve vedere le donne sempre più impegnate nel sociale, nell'amministrazione, nell'ambito lavorativo. Il progetto, che si chiama appunto Carovana dell'Empowerment, già nel suo titolo dà il senso di un percorso da fare tutti assieme. Un percorso non facile, senz'altro, perché la carovana non è il mezzo di trasporto più, diciamo così, più facile da utilizzare, e che quindi è un percorso che chiede un impegno personale, che chiede di esserci veramente e di volere tutte assieme mettersi in gioco per riscoprire quelle che sono le potenzialità delle donne, le potenzialità di questo, diciamo così, universo femminile, molte volte non sempre valorizzato a dovere. I dati statistici sono chiari per quanto ci riguarda, però in Carnia ci sono dei begli esempi che poi andremo a vedere, che testimoniano come, se si vuole, si può e veramente si riesce a fare qualcosa di veramente importante ed interessante. Noi vorremmo veramente che ci fosse un numero di persone molto alto che dà la propria adesione e che ci segue in questo progetto. Le amministrazioni comunali che hanno aderito sono quella di Forniavoltri, di Rigolatto, con un assessore donna, di Pratocarnico con la sindaca Erika Gonano, di Amaro con Laura Zanella e di Preone con, mi sfugge il nome, mi suggerisci? Anna Lenisa, scusate il blackout, però ci siamo tutte e siamo tutte molto convinte. Io oggi sono qua delegata dalle mie colleghe semplicemente perché sono donne impegnate sia come sindache che come nell'ambito lavorativo. Io per il momento sono dipendente INPS e quindi ho un po' più di tempo di loro per esserci. Ecco, questa è la motivazione per cui sono stata delegata io invece di loro. Ci sembra giusta questa sottolineatura. È vero, in effetti pensando alla carovana non viene in mente qualcosa di confortevole, però la carovana fa pensare veramente al ruolo che ciascuno svolge, al lavoro di squadra, il gruppo che deve muoversi insieme per raggiungere un obiettivo. Adesso andrei dal professor Pascolini, dicevamo prima di questa officina montagna che insomma ha raccolto dal territorio una serie di osservazioni, di spunti interessanti. Una premessa è questa, lo dicevo in apertura di trasmissione, molto spesso sentiamo parlare di montagna in termini di difficoltà, di ostacoli da superare. Ed è vero, da un lato c'è questo, una situazione di marginalità con tutte le debolezze che ne conseguono, però di fatto quello che anche l'Officina Montagna ha dimostrato è come questo sia un terreno straordinario per quanto riguarda poi la
sperimentazione e l'innovazione anche per quanto riguarda nuovi modelli di sviluppo, e qui di futuro stiamo parlando questa sera. Sì, è vero, questo è molto importante, in un momento in cui forse tutta la regione sta attraversando un momento di difficoltà generale dovuto sia agli esiti della pandemia sia a dinamiche abbastanza complesse. Quello che emerge è che un'area che di solito viene narrata come problematica, debole e marginale, sta dimostrando invece una grande forza di innovazione, di sperimentazione e, come diceva lei, di laboratorio. Non solo in Carnia, a me piace sempre ricordare che poi la montagna friulana va da Ertok e Casso a Stregna, e tutta la montagna sta dando degli indirizzi e delle indicazioni molto importanti su come uscire da questo momento di crisi e di difficoltà, riscoprendo, come si diceva prima, o facendo forza su quella che è l'idea della comunità, su quella che è l'idea di solidarietà dentro la comunità e di quelle che sono anche le filiere corte, usando questo termine mediato un po' dall'economia, in cui la comunità diventa in qualche maniera si autosostiene sia dal punto di vista economico, valorizzando quelli che sono poi i prodotti tipici e le risorse tipiche della montagna. Chi è andato in montagna l'anno scorso e ha visto la riscoperta della montagna da parte di chi forse non ci andava molto spesso, ha visto come da un lato ci siano molti giovani che sono ritornati all'agricoltura, alla zootecnia, nel mondo delle malghe, ma d'altra parte come i prodotti tipici acquistino non solo un valore dal punto di vista della qualità o dal punto di vista del prodotto, ma proprio per tutto il racconto che si portano dietro. Cioè il prodotto diventa un elemento identificativo di una comunità che torna a essere elemento forte di coesione sociale, perché ci sono le donne, ci sono gli uomini, speriamo che ci siano i bambini. Questo è un tema molto grave, non solo a livello di montagna ma anche a livello regionale e nazionale, per ricostruire quell'insieme di quella civiltà alpina che è stato un elemento fondante della cultura e della società italiana. Allora, subito dopo la pubblicità cominceremo a raccontare alcune delle storie che arrivano proprio da questo territorio. Prima di lanciare la pubblicità, una considerazione. Si diceva prima dei dati, la demografia, e leggo proprio dall'Officina Montagna. La montagna friulana soffre per una popolazione che si è dimezzata in poco meno di 70 anni, un indice di vecchiaia tra i più alti d'Italia, 276%, un indice di natalità ai minimi del 5,7% ed una presenza di stranieri molto ridotta, 3,6%. La montagna così perde progressivamente forza produttiva e riproduttiva e conosce un drammatico impoverimento del tessuto sociale. Le storie che vi racconteremo tra poco sono in questo senso in controtendenza. Ci raccontano di un futuro diverso ed evidentemente possibile. A tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, Carnia, il futuro è rosa, il titolo di questa puntata che parte dal progetto della carovana dell'empowerment al femminile. Vi avevo accennato che avremmo ascoltato alcune storie che ci arrivano proprio dal territorio. Allora colleghiamoci subito via Skype con Angela Dagaro, vediamo se riusciamo a collegarci subito. Eccola, buonasera Angela. Buonasera, salve a tutti. Grazie allora per aver accettato il nostro invito. Che storia raccontiamo? Quella di Angela che dopo gli studi in ingegneria gestionale, che si sono sviluppati peraltro anche all'estero, decide di portare avanti l'azienda di famiglia. L'azienda è la Autotrasporti Dagaro di Amaro. Allora, vogliamo un po' raccontare rapidamente come siamo arrivati a questa decisione? Sì, racconto brevemente anche
due parole giusto sulla mia esperienza all'estero. Durante il mio ultimo anno di università, in particolare della magistrale, quindi il quinto anno, ho trascorso 4 mesi a Montreal, in Canada, per studi. E poi ho deciso di trascorrere altri 4 mesi in Polonia per poter fare il tirocinio per la tesi magistrale. E in Polonia invece ero a Breslavia, a Wrocław. E successivamente ho completato la tesi, ho completato gli ultimi esami e fine ottobre, il 30 ottobre, mi sono laureata e a novembre ho cominciato a lavorare nella ditta di famiglia. Ecco, allora, come sappiamo che oltre a lei un percorso similare l'ha fatto anche suo fratello, giusto? Sì, esatto. Anche lui ha fatto un periodo all'estero di 6 mesi a Graz. Lui ha fatto la cosiddetta double degree, che sarebbe doppia laurea, che vale sia in Italia che in Austria. E anche lui si è laureato a pieni voti alla ingegneria gestionale a Udine. E anche lui, ho seguito le sue orme praticamente, ha iniziato subito dopo a lavorare nella ditta di famiglia. Lui ha 4 anni più di me circa, quindi lui adesso sono già 5 anni più o meno che lavora qua e io 1 annetto e mezzo. Allora la domanda sorge spontanea. Molto spesso i periodi che gli studenti trascorrono all'estero diventano premessa poi per un trasferimento fuori dall'Italia. Perché voi avete fatto una scelta diversa? Che cosa vi ha trattenuto ad Amaro? Allora, per quanto riguarda il mio caso personale, ho deciso di fare un'esperienza all'estero perché comunque ti arricchisce sotto ogni punto di vista, cioè hai una crescita personale, hai una crescita professionale, poi hai la possibilità oltretutto di migliorare anche la lingua, nel mio caso inglese. E quindi tutto questo io l'ho considerato non come un viaggio di sola andata, dando per scontato che all'estero o comunque in un'altra zona si viva meglio di qua, ma più che altro come un viaggio per arricchire il mio bagaglio culturale, rientrare nella mia terra madre, in Carnia, e portare tutto ciò che ho imparato, competenze, conoscenze, per arricchire il mio territorio. Perché è giusto, ci sono le opportunità ed è giusto portare tutto ciò che si impara all'estero nella terra in cui si cresce. Abbiamo iniziato a vedere poco fa delle immagini in bianco e nero che raccontano la storia dell'azienda. Il fatto che siano immagini in bianco e nero significa che la storia di questa azienda è lunga e che sono tante le generazioni che ci hanno creduto. Sì, allora io e mio fratello rappresentiamo la 5ª generazione. La data di fondazione ufficiale per il momento, e poi spiegherò perché per il momento, è il 1925, perché in realtà è il primo documento ufficiale per il quale siamo riusciti a risalire all'indietro. La ditta è stata fondata da mio trisnonno e il 1925 rappresenta la data in cui con la sua morte ha dato in eredità 2 carri e 2 cavalli ai suoi figli, al suo figlio in particolare, mio bisnonno Umberto, che ha avuto la possibilità di portare avanti la ditta di famiglia. Successivamente, negli anni 30 più o meno, ha avuto la possibilità di comprare il primo mezzo. Purtroppo durante la Seconda Guerra Mondiale questo mezzo è stato sequestrato per motivi bellici ovviamente, però durante questi anni lui ha avuto la possibilità di continuare l'attività di trasporto e commercio. Tra l'altro consegnava anche approvvigionamenti sul confine di guerra. E durante gli anni 50 e 60 c'è stata la possibilità di collaborare con 2 clienti, in particolare la ditta Candido di Forniavoltri, tramite la quale si trasportava legname, e la ditta Margraf di Chiampo,
con la quale si trasportava marmo e il cui cliente è attualmente uno dei nostri clienti, quindi possiamo considerarlo come il più longevo. Allora, è una lunga storia quella di questa azienda, 5 generazioni, adesso appunto siete scesi in campo lei e suo fratello. Quali sono, in base insomma all'esperienza maturata fin qui, quali sono i vantaggi di operare in questo territorio e quali invece gli ostacoli ancora da superare? E partirei da un ostacolo, diciamo, anche abbastanza importante purtroppo, che sono la presenza di infrastrutture che non sono ben congegnate, nel senso, mi riferisco in particolare alla strada che va da Villa Santina fino a Sappada. Purtroppo è una strada che è di difficile gestione, non solo per noi autotrasportatori, quindi non solo per i camion, ma anche per le vetture. Il mio discorso sembrerebbe un po' di parte, un po' per puro interesse personale, ma purtroppo una presenza di infrastruttura che non è particolarmente agibile, va a discapito dell'intera zona, perché non c'è la possibilità o c'è una bassa possibilità di avere nuove aziende, di avere nuove attività, e quelle attuali fanno fatica ad inserirsi e a instaurare rapporti solidi con il resto della zona praticamente. Quindi è come se una zona si autoescludesse da sola, se è di difficile agibilità. Quindi questo purtroppo non va solo a discapito nostro per i camion, che abbiamo camion, ma anche per le aziende che risiedono in quelle zone lì, e di conseguenza anche per i paesi, perché senza l'attività un paese non si può arricchire, e se un paese non si arricchisce non può dare certi servizi, certe opportunità anche alle persone che sono residenti direttamente in quel paese lì. Quindi è un po' un cane che si morde la coda da solo. Le faccio una domanda. Le infrastrutture, giusto per concludere, le infrastrutture rappresentano la base per poter arricchire, per poter migliorare. Le faccio una domanda, prima poi rapidissimamente, così sentiamo anche gli ospiti in studio di raccontare anche quali sono i vantaggi. Pensiamo un attimo ai compagni di classe delle superiori. Quelli con i quali ha studiato, ha idea di quanti di loro si siano realizzati e abbiano iniziato a costruire il proprio futuro restando in Carnia, quanti invece si siano trovati in condizioni diverse, quelle di andare altrove? Allora, purtroppo molti non sono rimasti nella zona, non sono rimasti in zona, ed erano praticamente tutti residenti in Carnia. C'è chi per motivi di studio e quindi ha voluto provare a frequentare una facoltà al di fuori anche della regione, c'è chi per lavoro e purtroppo tanti se ne sono andati. Io capisco in parte insomma la difficoltà di inserirsi, però le opportunità in Carnia ci sono. E veniamo a questo, veniamo alle opportunità allora, per chiudere. Ok, ci leghiamo direttamente. Le opportunità ci sono in qualsiasi settore, in qualsiasi mestiere. Conosco insomma molti titolari di azienda che insomma cercano personale, che siano idraulici, elettricisti, scusi, meccanici, elettricisti, qualsiasi tipo di mestiere c'è l'opportunità di coltivarlo, e c'è anche l'opportunità di iniziare una nuova attività, seppur con le difficoltà che porta la montagna, quello è ovvio. Però se uno ci tiene e soprattutto se dà la possibilità al nostro territorio, si riesce. Purtroppo sento tanti ragazzi che danno per scontato che in Carnia non si può fare nulla. Ecco. Io parlo Carnia, insomma, Alto Friuli. Ok, io ripartirei proprio da questo, vado da Annalisa Bonfiglioli. Si parte
dalla premessa che lì non c'è futuro, lì non ci sono opportunità. Quindi questo è anche un passaggio culturale, no? Che è fondamentale. Fondamentale, sì. Noi, le dico, abbiamo come Cramars, lavorando ogni giorno su queste tematiche, diciamo che i margini di manovra per fare impresa, per poter lavorare in Carnia ci sono, e come diceva appunto Angela, a volte molti imprenditori sono anche alla ricerca di posizioni aperte con persone che vengono dalla pianura per trovare appunto lavoro da noi. E poi vorrei ricordare che anche l'ambiente garantisce uno stile di vita assolutamente alto, e quindi anche questo sicuramente è un aspetto da valutare, la questione di vivere appunto in un posto sicuramente dove la qualità della vita è elevata. Quindi credo che insomma, quando si parla dei lati positivi della Carnia, questo sia uno degli assi da giocare. E lo scopriremo poi nel corso della puntata. Vado dalla sindaca Romanin, perché quanto diceva Angela era anche i servizi, no? Quanto sia importante che ci siano servizi sul territorio. Il riferimento in particolare era alle infrastrutture, però si dice questo: se non si riesce a portare ricchezza, se non si riescono a portare servizi su un territorio, è difficile poi che magari soprattutto i giovani, che poi per motivi di studio o quant'altro conoscono realtà diverse, ecco, è difficile poi, no? Che decidano di rimanere lì. Sì, direi che Angela Ragaro ha messo in luce un aspetto determinante, che è quello delle infrastrutture. Ha messo in luce ad esempio il problema della strada di collegamento. Lei parlava di aziende che erano servite da anni dalla sua ditta, e di queste aziende sono rimaste sul territorio quelle che non hanno potuto trasferirsi. Sono rimaste sul territorio la Margraf con la cava di marmo, che chiaramente non può essere spostata altrove, e in questo momento loro stanno lavorando molto anche con la Goccia di Carnia. Anche la Goccia di Carnia deve rimanere sul territorio, per fortuna. Però ci rendiamo conto di cosa vuol dire ogni giorno percorrere la strada che lei ha citato, con veramente una strada non adatta a sostenere un traffico veicolare adeguato né per il turismo, né per le aziende, né per coloro che ci abitano. Cioè abitare a Forni e lavorare a Tolmezzo avendo a disposizione una strada scorrevole è fattibile, ma nel momento in cui non sono mai sicuro di trovarla percorribile, o perché c'è la neve, o perché c'è lo smottamento, o perché c'è il cantiere e via dicendo, molte famiglie purtroppo emigrano, diciamo, quantomeno verso Tolmezzo o le zone limitrofe. Quindi più che una questione di attività lavorativa, è una questione di difficoltà nel portare avanti qualsiasi attività lavorativa, perché mancano le infrastrutture. Altro discorso che lei faceva è quello dei servizi, e chiaramente sono un po' delle cose che si collegano fra di loro, però io direi che dovremmo veramente porre alla politica questa sottolineatura. Cioè, se queste terre vengono abbandonate, non sarà un problema solamente per queste terre, ma sarà un problema per tutto il contesto regionale, per tutti, perché saranno terre non più presidiate, terre che avrebbero potuto svolgere un ruolo importante, che avrebbero potuto, come diceva Monfiglioli prima, offrire, diciamo così, un'opportunità di vita senz'altro più sana, più, diciamo, a contatto con la natura, più rilassata, e comunque offrire delle opportunità, però molti si spaventano di fronte a queste difficoltà proprio infrastrutturali. Ecco, noi questa sera stiamo parlando di Carnia, ma è ovvio che questo ragionamento, queste riflessioni possono essere estese di fatto a tutto l'arco alpino e di conseguenza a tutte le altre regioni che vivono, insomma, una situazione similare alla nostra. Ci fermiamo per la pubblicità, poi andremo a sentire altre storie che arrivano dalla Carnia. E allora rientriamo in studio con Elettroshock e salutiamo e ringraziamo Angela Ragaro che si è collegata con noi. Grazie per averci raccontato questa storia, anche per gli spunti di riflessione, e naturalmente un grande in bocca al lupo e buon lavoro.
Grazie, buona serata. Grazie ad Angela. Allora, torno in studio, vado dal professor Pascolini per affrontare un'altra questione, questa dicotomia, questa contrapposizione che sentiamo tante volte tra pianura e montagna, una contrapposizione che si porta dietro però anche tanti luoghi comuni che in particolare penalizzano proprio la montagna. Sì, credo che sia giunto il momento di fare chiarezza con questo. Come diceva lei e come diceva anche il sindaco, se la montagna si spopola, poi i problemi li viviamo in pianura, basta vedere il dissesto idrogeologico, le piene e tutti gli altri problemi che il mancato controllo del territorio montano porta con sé. Ma va sfatato anche, credo, questo rapporto in cui la pianura vede la montagna solo come diciamo così, un parco a suo servizio per ristorarsi dopo le fatiche. Però alcune cose sono cambiate, nessuno dice che giornalmente moltissima gente va dalla pianura a lavorare in montagna, e uno dei temi interessanti che affronteremo anche come Officina Montagna è quello di capire come tutti i pendolari, si calcola che siano circa 800-900 persone che raggiungono la montagna non solo nell'industria, ma pensiamo ai servizi, l'ospedale, le scuole, eccetera, come la montagna può diventare attrattiva per una nuova residenzialità e quindi di consolidare, di ribaltare quel trend che lei indicava precedentemente. La montagna offre molte cose, bisogna ragionare in un patto tra montagna e pianura. Siamo una regione piccolissima, in meno di 100 chilometri siamo dal mare ai monti, abbiamo 1 milione, poco più di 1 milione di abitanti. Credo che sia importante in questo momento cogliere tutti gli aspetti di innovazione della montagna e fare con la pianura veramente un percorso comune, in maniera di portare risorse anche intellettuali, di scambio, quindi non solo dall'alto verso il basso, ma anche dal basso verso l'alto. Questa è una sfida fondamentale e se riusciremo, si diceva una volta, a fare sistema, no? Oggi si dice a fare rete, ma integrare proprio quelle che sono le potenzialità dell'una e dell'altra, tenendo presente che accessibilità, infrastrutture e servizi sono elementi fondamentali poi per vivere in un territorio. E su questo torneremo, si può già immaginare un'evoluzione di questa carovana, no? Perché effettivamente il dialogo e le interconnessioni, volenti o nolenti, ci sono e sono costanti. Andiamo adesso a raccontarvi un'altra storia. Ci colleghiamo con Elena Sica, che è titolare dell'azienda agricola La Sisile. Eccola, vediamo in collegamento. Buonasera Elena. Buonasera a tutti. Grazie intanto per la disponibilità, per aver accettato il nostro invito. E qui raccontiamo un'altra storia, che è appunto quella di Elena, che a un certo punto decide di lasciare un contratto di lavoro a tempo indeterminato in uno studio dentistico, decide di cambiare strada e di aprire un'azienda di agricoltura biologica. Questo succedeva 5 anni fa, giusto Elena? Sì, esatto. Giovanissima, 27enne. Allora, Sì. raccontiamo un po' perché intanto questa decisione, che può sembrare un po' controcorrente. Ma perché comunque io sono sempre cresciuta nella natura e ho cavalli da quando ho 5 anni. E quindi alla fine dopo scuola andavo sempre a fare passeggiate a cavallo, comunque facevamo il fieno, andavamo già nei campi di famiglia e quindi mi piaceva stare all'aria aperta. Una volta che ho finito le superiori non sapevo bene ancora quale fosse il mio orientamento scolastico e ho preferito quindi prendere una pausa dall'università. Ho iniziato a lavorare, però avevo capito che non era nel mio settore neanche l'ambiente chiuso di un ufficio, comunque di uno studio, non era quello che faceva per me. E allora ho deciso di mollare e aprire l'attività agricola.
com'è andata in questi 5 anni? Direi molto bene. Inizialmente l'attività era da avviare, quindi era un po' più dura, però pian piano le persone hanno capito comunque che il prodotto erano buoni e quindi si sono fidati di me, dell'azienda, e quindi sta andando sempre meglio. Quando ci siamo sentiti al telefono prima di questa trasmissione, appunto si è detto il biologico è uno stile di vita. Che cosa vuol dire questo? Sì, dicevo che non è una moda, non è che ho aperto perché c'era la moda del biologico, ma perché proprio io penso che il biologico valorizzi il nostro territorio in generale, ma soprattutto anche la Carnia, dove appunto vivo, perché intanto la Carnia ci dà, cioè il territorio ci dà tutto quello che serve, e quindi andare a sfruttarlo incondizionatamente secondo me non è giusto, e allora ho preferito avviare un'attività biologica proprio per il territorio, per il rispetto anche della salute delle persone. Che effetto le fa la mattina aprire le finestre di casa, vedere la montagna, respirare aria buona e sapere che la giornata lavorativa si svilupperà in quel contesto all'aria aperta anziché in un ufficio? È un bel momento, infatti appunto è proprio per questo che ho scelto questa attività. Le mie montagne non le cambierei con niente al mondo. Ho scelto di vivere in Carnia anche per l'aria pulita, comunque tutto il contesto che c'è intorno, e quindi sì. È un valore aggiunto secondo me al mio lavoro. Poi ovvio ci sono delle giornate che devo anch'io passare in ufficio, perché la burocrazia anche in un'azienda agricola è molta, soprattutto in un'azienda biologica, e in più sto finendo l'attività, cioè sto finendo gli studi, perché ho deciso 3 anni fa di iscrivermi all'università e la facoltà di agraria, proprio per integrare la parte come dire, più scolastica alla mia attività, quindi mi tocca comunque stare chiusa in un ufficio, però è per la mia attività e quindi è un'altra soddisfazione. L'idea di un'attività magari più redditizia, magari più semplice, più confortevole, ma lontana dalla Carnia, no? No, assolutamente. Assolutamente, io ho scelto proprio la Carnia come luogo di vita. Qua c'è tutto, non manca niente. Se voglio andare da un'altra parte posso andarci tranquillamente, le ferie le passo anche lontano dal Friuli, però torno sempre qua. Poi si torna a casa. Su questo sentirei il professor Pascolini, perché questa è una cosa caratteristica di questo territorio, il legame che c'è tra le persone, le loro storie e il territorio, che è un legame fortissimo. Sì, beh, questa è una caratteristica, direi, di tutte le persone. Tutti noi abbiamo una dimensione spaziale, abbiamo un forte senso di appartenenza. È chiaro che chi ha un legame molto forte poi con il luogo, col territorio, con le professioni che caratterizzano quel luogo, dà un valore positivo al rimanere, e questa è una cosa molto importante, come dicevo prima, su cui si deve lavorare. Cioè, per troppo tempo si è raccontato che fare agricoltura in montagna, allevare, restare in montagna era qualcosa di negativo. Invece quello che stanno dimostrando queste storie di vita e in generale quello che sta succedendo nelle nostre montagne dimostra esattamente il contrario. Cioè, vivere in questi luoghi dà un valore aggiunto, permette di realizzarsi e permettere anche di valorizzare, di fare un altro racconto della montagna, in cui la montagna è un valore positivo e la montagna, come mi piace dire, è un ambiente che educa, è un ambiente fortemente improntato a trasmettere valori, e quando ci sono i valori è difficile poi tagliarli, e pian piano si sta rovesciando questa situazione.
Insomma, la montagna come scuola di vita, questo è un po' in sintesi, Sì. no? Ecco, allora torno un attimo da Annalisa, prendendo spunto anche da quello che abbiamo sentito. È chiaro, quello che diceva il professore vale tanto più quando poi le storie che andiamo a raccontare hanno per protagonisti dei giovani, e ancora di più se hanno per protagoniste delle giovani donne. Voce di chi appunto ogni giorno vive la montagna, decide di eleggerla a luogo di vita, decide di intraprendere. Quindi credo che anche per il progetto Carovana Empowerment questo sia assolutamente, queste storie siano la miglior sponsorizzazione per fare da traino, insomma, all'iniziativa. E speriamo che anche appunto Angela e Elena riescano magari a prendere parte ai nostri workshop, che comunque prevedono un coinvolgimento attivo, e sarebbe bello appunto avercele al tavolo di discussione. Poter raccontare queste storie. E naturalmente questo non vuol dire che sia tutto facile, che non ci siano difficoltà, lo abbiamo sentito insomma anche dalle persone che abbiamo coinvolto, però forse è arrivato il momento, e qui lo chiedo alla sindaca, di cominciare a raccontare una storia diversa, basta sempre con la stessa musica, giusto? Ma io direi che storie come queste e quella di prima ci devono far riflettere che quelle che sono tante impressioni, tante idee che si stanno mutuando, che si stanno ormai diffondendo sul fatto che non conviene più vivere in queste terre e via dicendo, cioè sono storie che ci fanno veramente riflettere. E una cosa che ho pensato mentre parlava Elena è il fatto che l'educazione che lei ha ricevuto è stata determinante nell'andare a segnare il suo percorso di vita. Lei ha parlato di un rapporto con la natura sempre molto, molto forte, molto vivo, quindi una famiglia e un'educazione che le hanno insegnato a valutare in maniera positiva l'ambiente che la circondava. E direi che in questo le donne veramente possono giocare un ruolo determinante. Le donne, la famiglia e le scuole. Le scuole nel nostro territorio dovrebbero veramente curare un approccio all'ambiente molto approfondito. Infatti noi a Forni, con i nostri pochi alunni che consideriamo il nostro tesoro, vorremmo iniziare un percorso di scuola nella natura, di scuola quindi fortemente inserita nel contesto nel quale i nostri ragazzi vivono, che diciamo, li aiuti diciamo così, a curare e nutra il loro rapporto con la natura, a conoscere il loro territorio, a valorizzarlo e a poterne apprezzare sempre di più quelle che sono le opportunità che il territorio nel suo piccolo può offrire. Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco, e naturalmente ringraziamo Elena per il suo contributo, per averci voluto raccontare la sua storia, e anche Elena un grande in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. A tra poco, ci fermiamo. Ancora qualche minuto da passare insieme con Elettroshock, e dallo studio, grazie proprio alle tecnologie, raggiungiamo Rigolato e andiamo alla prossima protagonista della storia che vi vogliamo raccontare, Lorenza Bizzi, che è titolare della farmacia di Rigolato. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie per aver risposto al nostro invito. Lei è originaria di Gorizia e da Gorizia si è spostata in Carnia, si è spostata a Rigolato per gestire questa farmacia. Ci racconta intanto com'è nata questa decisione? È stata una cosa per caso. È successo che cercavo una farmacia, ho avuto l'occasione in Carnia e sono venuta. Non ho pensato a dove, come, perché, insomma, l'occasione era quella e l'ho colta. Quindi è stato pura casualità in realtà. Conosceva già Rigolato? No, in realtà la Carnia non la conoscevo per niente bene. C'ero passata più volte, ma niente di più. Quindi, insomma, a scatola chiusa ha deciso, sì, vado a Rigolato. Quanto tempo fa succedeva questo? 3 anni fa. Esattamente 3 anni fa. Quindi il fatto che dopo 3 anni sia ancora lì vuol dire che tutto sommato le cose sono andate bene.
assolutamente, non posso lamentarmi. Si è trasferita da sola, con la famiglia, com'è andata? In realtà da sola, la famiglia l'ho lasciata a Gorizia e io sono venuta qua da sola. Poi in realtà la mia vita è cambiata tutta e qui mi sono rifatta una famiglia, diciamo, adesso ho anche un bambino piccolo. Ho un bambino piccolo, com'è avere un bimbo piccolo in Esatto. Carnia a Rigolato? Allora, onestamente è bello perché per carità gli spazi sono quello che sono, l'aria è pulita e tutto. I servizi sono un po' scarsini, però devo dire, adesso è stato aperto anche un asilo nido a Comeglas, quindi non posso lamentarmi. Vedremo quando ci sarà la scuola come andrà tra qualche anno, però per il momento bene. La cosa che le piace di più del territorio in cui si è trovata a lavorare? Allora, è molto bello il rapporto umano, anche se quando mi sono trasferita qui mi hanno tutti detto vai in Carnia, sai, in Carnia e sono tutti chiusi, in realtà non è vero. Se si è disposti verso gli altri poi sono disposti verso di noi. Quindi il contatto umano, il rapporto umano è veramente bello. Insomma, in una piccola realtà poi la farmacista diventa un po' la confidente probabilmente, no? dei compaesani. Sì, devo dire, si è instaurato un bel rapporto con tutti, quindi niente, non posso lamentarmi di niente, ecco. Il rapporto con le persone quindi è un punto a favore di Rigolato, cos'altro le piace o l'ha conquistata? No, allora, secondo me Rigolato è veramente un bel paese, e sia esteticamente che umanamente. Forse poco amato dai rigolatesi, come ogni paese poco amato da chi lo abita, da chi è nato lì. Però è molto molto bello. E l'unica pecca è che, ecco, per me il clima, per me fa un po' freddino, però a parte quello no, sto veramente bene, sto veramente bene. Qualche difficoltà che non si aspettava e che ha dovuto affrontare? Allora, in realtà io sono arrivata qui quando c'è stato Vaia. Dopo pochi mesi, io sono arrivata a giugno, subito ho avuto Vaia. E nonostante quello, io ho trovato subito un contatto con il paese, cioè io mi sono sentita, ero da sola e mi sono sentita assolutamente coccolata dal paese. Io ho avuto la protezione civile che controllava che stessi bene, tutti che passavano a vedere se stavo bene, se avevo bisogno di qualcosa. Quindi non posso chiedere di più, veramente. Insomma, è iniziata questa esperienza con Vaia, si poteva pensare che a quel punto sarebbe stato tutto in discesa, poi è arrivata così per dire la pandemia, insomma. Eh beh, certo, un anno c'è stata Vaia, un anno la pandemia, quindi speriamo che per l'anno prossimo vada tutto bene. Un po' di normalità, insomma, in tutto il paese e anche a Rigolato. Allora, resti ancora in nostra compagnia, vado da Annalisa. È bello perché stiamo sentendo, insomma, storie diverse, esperienze diverse, con spunti anche di riflessioni diversi che ci vengono regalati. C'era un passaggio molto carino, a volte ad apprezzare questo territorio è più chi viene da fuori che non chi ci abita. Assolutamente, l'occhio esterno, no, aiuta a cogliere quei particolari che magari noi che appunto siamo nati e cresciuti in montagna non cogliamo subito. Però insomma è interessante la testimonianza di Lorenza che appunto con un occhio esterno ha dato una lettura del territorio che sicuramente fa piacere ai nativi carnici, ecco. Vado da Sandra Romanin perché c'è anche un altro aspetto, a proposito sempre di luoghi comuni, mi avevano detto vai in Carnia, troverai tutte persone chiuse, diffidenti, con le quali insomma avrai difficoltà a avere relazioni e poi si scopre che la solidarietà è quotidianità. Beh, diciamo che le nostre piccole comunità dove tutti si conoscono hanno condiviso tante esperienze e via dicendo, senz'altro sono comunità che possono offrire molto da un punto di vista umano. Però direi che l'esperienza che ci è stata presentata, a mio vedere, focalizza bene un altro aspetto che prima era stato in qualche misura toccato anche dal professor Pascolini, il fatto che queste terre non devono essere guardate solamente come terre dove si va per un turismo mordi e fuggi più o meno lungo e via dicendo, ma sono territori che possono benissimo
se la politica riesce a dedicare loro la dovuta attenzione, possono essere benissimo considerate terre dove si può vivere 365 giorni l'anno. Quindi chiaramente c'è il discorso delle infrastrutture non solo viarie ma digitali, c'è il discorso dei servizi che come ha sottolineato la dottoressa prima, comunque ci sono, perché abbiamo anche l'asilo nido vicino a casa e quelli che mancano dovranno essere implementati, quindi veramente dobbiamo guardare a questi territori come territori nei quali si può tornare a vivere, si può vivere bene. Dove si può immaginare e costruire un futuro per ricollegarci anche a quanto dicevamo in premessa. C'è chi da altrove arriva in Carnia, c'è anche chi dalla Carnia si vede in qualche maniera costretto ad andare via, però a volte ecco, si dà per scontato che questa sia una scelta, si parte dal presupposto che chi va via lo fa, diciamo, per decisione o con convinzione. Ricordiamo, lo chiedo a lei sindaca, che tante volte chi va via lo fa, non dico con disperazione, però sicuramente con grande sofferenza. Lo fa con grande sofferenza, è una cosa che io dico sempre, è troppo diffuso ormai il concetto dell'ormai. Ecco, ed è questo che dovremmo riuscire a recuperare tutti assieme, con visioni nuove, con prospettive probabilmente anche diverse da quelle che abbiamo curato e abbiamo perseguito fino adesso, che sono più legate a quello che il territorio può offrire, che sono più legate a uno stile di vita più a contatto con la natura, che sono legate a visioni, diciamo così, di priorità diverse, e direi che l'esperienza della pandemia che abbiamo appena superato senz'altro ci sta orientando in questo senso, no? Molte sono le persone che avevano guardato ai nostri territori come terre difficili e che invece in questo momento stanno guardando ai nostri territori come terre nelle quali tutto sommato si sta meglio che non nei grossi centri abitati, chiusi in un condominio, in un appartamento, dove è più, diciamo così, bello crescere i figli e che ti offre delle opportunità che probabilmente possono aiutarti a superare quelle che sono le difficoltà. Un'ultima riflessione la faccio col professor Pascolini, riprendendo due concetti, uno espresso da Lorenza Bizzi e poi la sindaca. Prima parlava della scuola, no? Di una scuola legata al territorio, integrata con il territorio. Ecco, il tema della scuola, il tema dell'educazione è un altro, insomma, dei focus che vi hanno visti coinvolti. Diceva Lorenza Bizzi, ho trovato l'asilo nido, insomma, per me è un servizio, per ogni famiglia che ha dei bambini piccoli è un servizio essenziale, vediamo come andrà con la scuola. Una riflessione su questo, sul ruolo della scuola. Questo è stato un tema molto importante all'interno dell'Officina Montagna di Cantiere Friuli, ma in generale il tema della scuola è fondamentale, lo ricordava anche il sindaco. Abbiamo troppo velocemente negli anni passati smantellato i servizi scolastici con l'idea che bisognava portare a valle i bambini, che era una deprivazione educativa se i bambini restavano in paese, eccetera. Oggi anche a livello nazionale si scopre il valore delle pluriclassi, ad esempio, come modello educativo, quando ai nostri tempi se andavi nella pluriclasse sembravi un marchio. Quindi il fatto che nei paesi o nei comuni resti la farmacia, restino le scuole di base, restino altri servizi, l'osteria, il panificio che può, la piccola cooperativa che può avere una multifunzionalità nell'offrire servizi è fondamentale. E proprio io credo che il lavoro sulle scuole e sul fatto di mandare questo messaggio che i bambini che nascono in questi paesi non saranno e non avranno una deprivazione culturale o educativa, anzi avranno un valore aggiunto, anche se a volte ci saranno degli spostamenti. Ma come spesso dico, anche se qualcuno poi mi critica, non si deve andare sempre dall'alto verso il basso, perché non si ragiona in qualche realtà a portare i bambini che magari fanno doppi turni o hanno classi affollate. Se penso a Tolmezzo Vergegnis, che è un esempio dove a Vergegnis è una scuola bellissima fatta per il tempo pieno, perché non si inverte? Dobbiamo abituarci, e oggi il discorso è emerso, e grazie soprattutto alle donne che a volte sono molto più coraggiose e imprenditoriali e imprenditrici da parte dell'uomo, questo lavoro si riesce a fare, proprio un cambiamento di mentalità.
E questo a proposito insomma di multifunzionalità, succede poi che diverse finalità sociali, economiche, anche ambientali, no, finiscono per trovare una strada comune che insomma poi alla fine ci aiuta a progettare questo futuro e a trovare appunto il giusto modello di sviluppo. Allora ringraziamo Lorenza Bizzi, che ringraziamo per la disponibilità, e a questo punto lasciamo al suo lavoro. Grazie per la disponibilità. Grazie. Quindi lei ci dice che in Carnia si può fare? Si può fare, assolutamente, sì. Grazie Lorenza, buon lavoro anche a lei. Ringrazio Grazie molto a i voi, nostri ospiti, grazie ai nostri ospiti che sono stati con noi, che ci hanno offerto questi spunti di riflessione, anche a tutti voi naturalmente. Buon lavoro, ci riaggiorneremo e poi cercheremo di capire se si può immaginare una fase 2 di questo progetto per unire pianura e montagna, che mi sembra sia lo step successivo e indispensabile. Grazie ancora. Grazie ai tecnici in regia e a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci.